Lande ha sentito oggi la necessità di parlare del linguaggio della politica, un momento importante di riflessione con relatori sicuramente eccellenti. Perché, Carola De Paoli? Intanto devo dire che il tema del linguaggio della politica è lo stesso che ci guiderà nel prossimo mese di maggio come Ande nazionale a Palermo, in cui si svolgerà il nostro Consiglio nazionale. Quindi abbiamo in qualche modo alla sezione di Agrigento voluto anticipare con un convegno questa trattazione di questa importantissima tematica. Importante perché, come ho detto appunto in premessa in apertura al convegno, fa parte proprio di noi, della politica, del senso della politica, intesa quindi dall'Ande in modo sicuramente apartitico, come sempre noi abbiamo precisato, quindi come forma di comunicazione tra i cittadini, partecipazione non solo al sociale, quindi, ma anche nel senso di conoscere i propri diritti e tutelarli. Oggi, se ancora ci chiedono se quella a cui noi assistiamo quotidianamente è comunicazione o è propaganda, ci rimane il dubbio, perché in realtà l'idea che qualcuno ci voglia manipolare ci viene sempre. E poi la comunicazione presuppone un altro atto che è significativo, soprattutto quando parliamo degli elettori, ed è l'ascolto dell'altro e l'ascolto anche del cittadino elettore. Io ricordo negli Stati Uniti mi colpì tantissimo il fatto che uno dei comunicatori di Bush padre obbligò il presidente Bush tutti i sabati pomeriggio a fare delle trasmissioni radio per raggiungere le persone americane che erano nei posti più lontani e che non vedevano nemmeno la televisione. Questo per dire che la comunicazione deve raggiungere tutti e deve cercare di far passare dei messaggi anche chiari. Oggi si ha una sensazione di grandissima confusione e questo crea disaffezione. E quindi in quest'era di post-verità il grande tema è quello della lontananza delle persone dai partiti e dalle istituzioni. Se il 50% delle persone non va a votare, bisogna cominciare a chiedersi il perché, e forse non è solo un problema di comunicazione.